Bastardo geneticamente. Allora, abbiamo iniziate. Come lui appare, io devo spremere solo una cosa. Una cosa. Devo spremere solo una cosa. Ok, la chat si è caricata. Siamo on live. Ok, come lui appare, noi premiamo il magico pulsante. Sì. Magico. Marco, lo sai che mancano poche settimane alla presentazione del remake di Persona 4? Lo sai, vero sta cosa? Sì, tutti gli indizi stanno buttando là, proprio tranquillamente. Dai. Tocca fare Vediamo la Farugli. data. Vediamo quando esce. Si ritorna? Si ritorna. Va bene. Allora, penso apparirà a momenti, sarà lì per apparire, per fare la sua apparizione celestiale. Io già ho il dito pronto, come gli dice ci sono, io parto. Eccolo qua, a posto. Sigla. Eccoci qua. Siamo ancora qua. Ha funzionato tutto. Buonasera signor Christian. Allora mi metto a tutto schermo. No, di qua l'Alan Wake, di qua bravissimo. Eccoci qua. Allora Christian, siamo tornati. Si vede, si sente. Dimmi se ci sono problemi, ma vedo l'audio che arriva. Vedo l'audio nostro, quindi dovrebbe andare tutto perfettamente. Si vede e si sente. Allora, Christian, hai qualche domanda prima che iniziamo? Vuoi porre dei quesiti? Noi siamo in un cinema. Dobbiamo esplorare il cinematografo. C'è del pericolo, c'è della peculiarità, c'è Yoko On. Perché ti dovremmo odiare? Che è successo? Che so, noi non abbiamo iniziato, ancora non dobbiamo fare niente. Come avremmo potuto odiarti, Cosa Christian? che abbiamo fatto, Christian, adesso? Non fare il protol, Che è successo? Non posso ascoltare ancora nulla. Vabbè, ma però... Vabbè, tanto come musica di sottofondo non c'è niente. Tu riesci a sentirmi? Però qua noi adesso dobbiamo esplorare il cinema. Siamo nella lobby, vediamo un attimino prima intorno cosa c'è. Cambiamo dalla lavagna le situazioni e via. Quando ci sarà da sentire audio di gioco importante, Christian, non ti preoccupare che te ne farò rendere conto.
Allora, tanto munizioni che bene ci fanno. Di qua niente. I was missing something. E questa è chiosa. Questa è chiosata. Allora, Osaka. vediamo un attimo se possiamo già cambiarla. No. Quindi ricapitoliamo. Trova il luogo dell'omicidio. Giusto perché Alan, se non va in posti tranquilli e divertenti, non si trova. Allora, mi sembra dovevamo fare qualcosa per entrare nella stanza qui. Mi parve. Allora, vediamo un attimo che c'era qualcosa da fare. Allora, qui ci sono cose, manco poche. Qui c'è un signore della foresta. Allora, devo solo ricordare mo qui cosa andava fatto. Allora, let's see the maps, che non abbiamo, che giustamente siamo figli di Bottana. Siete figli di Bottarga. No, proprio Bottana grossa e rumorosa soprattutto. Allora, qui niente, qui munizioni. Allora, aspetta, se non erro dovevo andare fuori da qui. Oppure... No, c'è qualcosa che sto missando. O si doveva entrare da fuori, aspetta. No, perché qui è anche chiuso. Gioco, mica ti sei soft lockato, per piacere. No, per favore. C'è una porta che non abbiamo visto. Ti prego. Non essere cattivo. Ti prego, mi metti la freccia. Metti la freccia. Metti una freccia, metti un'altra freccia. C'è qualcosa qui nei paraggi. C'è una letter of the powers. Dici di qua. Però dici di qua e di là. Gioco, trova un attimo. Signor Alan, ecco qua, guarda dove sta addosso al muro qui. Cacci tua. Parola di riparazione. E ci mettiamo un niente po' di meno che... Un po' di meno. Ripristina più energia nei rifugi oscuri. Allora, cerchiamo un attimo di capire che non vorrei che salvando lì si sia soft loccato in qualche modo. Io ricordo che dovevamo andare prima giù. Ma giù c'è la porta. Se c'è la porta, dove ci porta? Questa è da nessuna parte perché è chiusa, perché questo è lo shortino e si ritorna da dietro. Sta cosa me la sono ricordata. Allora, cerchiamo di capire. Qui e non posso fare niente. Io non vorrei davvero che sto missando qualcosa di banale, ma noi vedemmo qui la scena l'altra volta e ricordo che dovevamo fare il giochetto per entrare qui all'inizio. Non mi fai neanche uscire. Io, secondo me mi stai foldando. Stai per caso subendo il Io ho questo presentimento qua. Aspettate un attimo. Allora, ricarichiamo questo salvataggio precedente. Christian, come vedi, la presenza oscura ci mette davanti cose che non riusciamo a comprendere. Noi carichiamo il salvataggio precedente e via. Allora, ripartiamo da qua. Io sono convinto si è bloccato qualcosa. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Quindi noi facciamo così. Ci ricarichi la scena. On this case, looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their facciamo un po' di ripasso. Violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me.
ready to open its jaws and swallow me whole. This place had Nuovo significance elemento to the della cult. trama. There was something to use there. The main event was the murder. I had Si to era find my buggato way questo to che it. non ci dava. Dicevo io che ci mancava qualcosa. Conosco i miei Alan. Eh sì, ne abbiamo già passate tante. Allora, The first step toward the murder site. I was making e qui siamo dove progress. stavamo prima. Quindi, primo cambio fatto. Quindi è qualcosa Someone had qui. barricaded themselves in the room. Qualcuno si è barricato qui. Qui non possiamo fare niente. O dobbiamo... Questo è quello dell'altra volta. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped at all that is fucked up? If that happens, I'll start writing again. Did I stop writing at some point? I E can't Alan stop. ad un certo punto There's ha too detto much at basta. stake. Allora, è uscito un kit stavolta. GG per noi. Allora, primo cambio fatto. Allora, di qua non possiamo andare. E noi sappiamo perché. C'è qualcosina che Christian è stato detto, ma che non hai ancora preso, mettiamola così. Sta sfuggendo un punticino. Quindi dobbiamo andare per forza di qua. Cassettone. Boh. Ok, mezzo chilo di roba sparsa. Oh, effettivamente sto davvero mancando qualcosa e non riesco a capire come andare a Nanzo. Ma adesso da qui qualcosa che dobbiamo fare qui. Con la porta bloccata qui che non si può fare niente, la tenda che non si può togliere, tutto. Beh, dobbiamo salire sopra. Quindi è qua chi siamo. Qui c'era la parola, ce la prendiamo subito. Ok. Possiamo andare solo di qua. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Tu qui dici la I was battuta. missing something. Mi stava sfuggendo qualcosa. Anche Alan l'ha capito. Se noi andiamo qui non lo possiamo togliere. Ok, c'è qualcosa da fare ma non riesco a ricordare cosa. Perché non c'è un altro aiuto di storia. Qua c'è solo sta stanza qui alla fine. Qui perdona ma non capisco proprio cosa ci sia da fare. Qua è chiosa. Ieri ho visto un Giamma Selvatico urlare Forza Juve sempre. Non credo. Dove l'hai visto? Era un Non- socio. Non credo, Era il Christian. camuffo. Era il camuffo. Credo che questa sia una panzana, Christian. Perché dici panzane? Christian? Non c'è bisogno. No, io non so che cazzarola si deve fare, davvero non lo ricordo. O c'è qualche chiave, qualcosa che stiamo effettivamente tralasciando?
Io l'ho visto, poi lascio a voi. Christian, tu sei un Tu stai fakes. mentendo, stai mentendo, Non Christian. fare fake news, Christian. Neanche Ecco. fake porno, perché poi No, c'è reato, quindi mi raccomando. Maron. Vediamo di contenerci. No. Christian, perdonami, vedo un attimo con una soluzione perché davvero non so dove diavolo andare. O sto mancando qualcosa di ovvio, ma se non mi sbaglio pure la prima volta ebbi un problema. Ok, questa è la cosa fatta prima, questa è la zona fatta prima. Si va verso il teatro. Ok. Questo già l'abbiamo fatto prima. Questo l'abbiamo fatto prima. Si entra nel cinematografo. Si vede la scenetta. La parola l'abbiamo presa. Ok. Scusa, dove devo andare? Ok. Ci vai nella cucina. Perdonami. Perdonami. Poi quello buon sgabello anche a te. Buona sega quello. Sei da vincitori dello scudetto piccoletto. E sgabello a Christian. Piccola gag, avevo creato tempo fa un account per la stampante HP, ma anziché salvarlo come HP eccetera l'ho salvato come Patek. Me ne resi conto qualche giorno dopo e mi misi a piangere per l'errore. No, dai, Christian. No. Quindi dice esci dalla safe e entra nel bar. Ma sta tutto io dove vado? Passa il bancone. HP merda. No, vabbè. Cioè sì, non possiamo però. entrare qui. Alan Wake, noi volessimo pure trasferire. Però non funziona. Non funziona. Perché non funziona? Perché? Alan. Perché? Signore e signori, assistiamo a un bug in diretta. Non credo, sto sbagliando di qualcosa. Guarda l'eco. Ottieni la parola. Prendi la parola del potere. Ah, aspetta, Pippo Baudo e Capellone, aspetta. Aspetta, ho capito. C'è da fare una piccolissima cosa prima di switchare, che se no si resta bloccati per sempre nell'eternità. Tu entri nel cinema. The cinema lobby was a gateway to other Guardi realities qua. on the silver screen. I could set a scene here. Noi guardiamo qui. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. Quindi mano Juventino, non credo. Una volta che abbiamo controllato non lo era. Poi magari esce di notte vestito da Juventino, chi lo sa, tutto è possibile. No, non credo. Bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led Allora, nowhere. andiamo qua, abbiamo il filmato, salviamo, facciamo la speedrun, facciamo, neanche lo dobbiamo ricominciare da capo. Allora, prendi tutto, perché noi dovevamo fare una volta prima. Oh cazzo, si è annullato. Allora, il problema è che se non fai prima sto passaggio ma switchi direttamente il tema, resti come che è già accaduto 2 volte soft lockato. Quindi vedi il video. No, ma adesso la smetto promesso, Christian, io ti faccio interrompere la serie di Alan Wake e ti spoilerò come finisce. Basta un pulsante. I can't stop. Leaving There's too much behind at stake. bloody crime scenes and clues heavy with obscure Allora. meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me.
ready to open its jaws and swallow me whole. This place had Abbiamo significance to the preso cult. l'elemento di There trama, was ma something non to lo use dobbiamo there. attivare subito, ma entrare prima qui dentro nella cucina chiusa. Bravo chi ha messo le munizioni nel frigorifero. C'è la mappa finalmente. Ecco qua, c'è la mappa. Adesso perché qui è chiusa, no, qui è aperta. Ok, il cinema non me la ricordo proprio come zona. Ne avete la prova in diretta. Allora, cerchiamo innanzitutto qualcosa. Noi entriamo qui. Switchiamo adesso. Visto che già siamo nella cucina, restiamo qui dentro e abbiamo bypassato la porta. Il problema è che non lo puoi staccare per rifare il giochetto, quindi se sbagli devi per forza caricare il salvataggio. Allora, c'è un altro indiziuolo qui. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. 2 of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! A Torino, allora. No, quello io non ci voglio andare a Torino, mi fa anche abbastanza cacare come Non ci città. sei mai andato. No, conosco. Allora, Cappellino, voce che già abbiamo sentito, mi ricorda qualcuno sta persona. Io lo so. Tu lo sai? Phil Collins. Guttenberg. Bravissimo Gianmarco che ha studiato. Bravissimo. Allora, il meglio di New York. Si erano radunati a porte chiuse per il rito di iniziazione. Vediamo un po' cosa ci cambia bus. qua. No, quello, ma che al bus? Io lavoro, ragazzi. Non casco non fare un cazzo come tutti quelli che stavano a vedere il Napoli, 200.000 cristiani in malattia. Io lavoro. Qualche volta. Tutti i giorni, 6 su Qualche 7. volta tutti i giorni. Cioè, io. Allora, qui cos'è cambiato adesso? Dove possiamo Che andare? c'è Phil Guttenberg. Oh, si è aperta la sala. Salone cinema, nuova scena. Io, sì, quello, sì, io lavoro. Allora, bello questo cinema. C'è qualcosa che possiamo vedere? Bello sto orologio. Bello sto orologio. Ma il testo è vinco, ma il resto è vince. Urban legends Ma il circling testo è Vince, no? Il resto è Vince. Che cazzo vuol dire? Quello che cazzo Quello stai che cazzo scrivendo? stai dicendo stasera? C'è le parole un po' dislocate. Noi dobbiamo retrocedere un attimino all'anno scolastico, terza media, seconda media. Ecco qua, si parla di Thomas Zane. Dalla G-Board. Vabbè, hanno perso pure a quello. Io per non mi sembra il cazzo. Quindi di Zane c'era anche questa leggenda. Rumored to have mystic properties. Some claimed it was Ok. a snuff film. That the ritual murder in the film. Thomas Zane faceva i filmini snuff per caso? There were no known surviving. Non lavora nessuno, manco Vincenzo. No, io sono fermo perché hanno fermato un attimo la piattaforma un paio di giorni, però domani si ricomincia. Si spera. A me purtroppo la farmacia si può fermare. Fosse buona, ma non si può fermare. Però no. Allora, vediamo un po', adesso possiamo salire da qui e andare a vedere un attimo sopra cosa c'è. Allora, c'è una luce che possiamo ciulare, quindi ci cambierà qualcosa. Ci sono tanti film di Alex Casey, non c'è nessun finale felice, basato sui racconti di Alan Wake. Final Casey. Oh, aspetta che c'è un frittolo. Allora, ma ti faccio capire subito quello che sta accadendo per quanto riguarda che allora
E allora? No. Pippo no. Dai, Pippo prende il fucile, Pippo allora? Ho detto prendi il fucile. Noi stiamo cercando il luogo dell'omicidio e abbiamo sempre Casey che la presenza oscura rileva come un detective, che poi in realtà è vero. Detto, è successo qualcosa in questo cinema, quindi abbiamo interrogato prima nella stanzetta uno dei responsabili e ci ha detto: guardate, noi attiravamo qui le persone con la scusa del rito di iniziazione. Ma adesso ci stava spiegando un attimino la storia di Thomas Zane, che nessuno conosceva, nessuno ci cagava. All'improvviso è diventato famoso per un film, Nightless Night, però non si trova in giro. E alcuni dicono che questo film in realtà sia uno snuff movie. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Chi lo sa? Sarà forse Phil Guttenberg? Cocaina? No, presenza oscura, quello è molto peggio della cocaina in questi casi. Fa più male anche. Poi no, ma smettila, torna a bere la Coca-Cola. Allora, lì c'è una horta. No, è la porta dove siamo andati. La horta allora sta la horta nel corpo, una parte del corpo umano. Il cavaliere oscuro. Vabbè. Ma perché ha versato pure quello, bello e buono? Sarà stata una giornata Per pesante. Silvio Berlusconi. Sarà stata una giornata molto pesante. Allora, andiamo a vedere sopra. A sto punto se si è sbloccato è normale quello. È un patto di carattere, Gianmarco. No, di qua niente. Quindi possiamo cambiare col tema quello che c'è sotto. E a sto punto possiamo utilizzare il rituale nella sala perché vale come altro luogo. Perdonate, ma la giornata è stata lunga e sofferta e il mio cervello è vecchio e stanco. Vecchio non è una soprattutto, bella ragazzi. combinazione. Soprattutto vecchio. Allora, se mettiamo la setta della parola un po'. ci sono i Pippi Baudi. E c'è qualcosa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niente, finta. Sì, poi ci fanno vedere il film qua, certo. No, no, Wake non c'è. Direi vecchio, Wake esatto, quello. Anziano, attempato. Decadente. Qui c'è un indizio. Si stanno bussando, mi sa lo zio. Un attimo, scendo subito. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of La La clowns Land. fighting Sì. masks and hoods, Bella merda. pretending to be a secret society. No, bel film. Maybe it is you. No, la finanza non bussa, sfonda direttamente la porta, A role carefully laid Regan, out quello. for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? È sempre lo stesso col cappello che noi già abbiamo visto, Nightless Christian. Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey, in the Nightless Night. FBI, open up. Nightless Night was C'è una Zane's clip film. del film It perduto. played a role in this story. Guarda il frammento del film nel salone del cinema. No, Wake non c'è, si deve vedere una clip del film. La luce proiettava un barlume di segreti oscuri. What is this? Non è ancora pronto quello. Aspetta che... Madonna che bot che vu preso. Zane was in the clip holding the lamp. Was he playing me? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer Zane sta facendo my lamp to qualcosa. his. Allora, facciamo uno di questi. Anzi, facciamo la combo. No, no, signore. Signore, mi scusi. Ma lei come l'ho riconosciuto? È il fratello pazzo, Koskela. Non ricordo il nome. Va bene, ok, però l'hai riconosciuto. Mi hanno derubato. Va A bene Milano quello. ti hanno derubato? Quello tu hai bisogno di cambiare un po' area, secondo me, quello che stai veramente Allora. perdendo la testa ormai.
C'è Zane che ci fa luce. Signor Thomas, che cazzo sta succedendo in questo cinema? Uno si chiederebbe, ma siamo nel luogo oscuro, quindi Colpa nostra. Quello tu c'hai la mente facilmente influenzabile. Allora, tu sei un pazzo. prendiamo la luce da lui. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. No, no ragazzi, no, siete troppi. E c'è una porta lì. Quindi Zane ci ha dato un piccolo aiuto per quanto possibile. Allora, voi non vi calcoliamo proprio perché siete in tanti, vedetevi il film. Fate i cazzi voi. Allora, nella notte, e non nella canzone di Marco Spezzali. Oi papà! Uè papà, buonasera. Papà, il tuo passaggio è sempre un piacere. Buonasera. Così come le parolacce che ti dedico ogni giorno quando dico dai mi metto 5 minuti su Ducky e poi passano le ore intere direttamente. Da ieri mattina, papà, Che hai fatto poi tutto sto tempo? Hai fatto 48 ore sveglio, papà. Allora, iniziamo a prenderci un po' di materiali. Cosa a livello lavorativo, di studio, non so. Hai cominciato tutto il tempo, che cazzo hai fatto? Sesso pazzo. Se hai fatto sesso pazzo, beata a te. Allora, e grazie per esserci venuto a salutare, noi apprezziamo sempre. Allora, Vicolozzo, allora qui. Quella hai fatto veramente una battuta di merda comunque. Leone 4 non è il Papa, è Papa. Però è stata una battuta elaborata, dai, è da apprezzare. Per un po' torno verso la mezza, poi a casa solo sta qui. Vabbè, va bene, va benissimo. Detto sempre comodi come se fosse casa vostra. Sudato quello. Se non cagate sui tappeti non ci sono. Coca-Cola prima di andare a dormire vi devo ricordare che non ho più 12 anni e no, bisogna poi se fa sentire. No papà. Vabbè, succede papà, allora, succede. Noi possiamo aprire il passaggio di qua al momento e ci facciamo le pippe perché non si apre. Suca sempre tu quello. Allora, possiamo cambiare il tono alla scena, quindi proviamo nella notte, ma con la setta della parola, vediamo se appare qualcosa. Vai sul tetto e trova da dove è caduto qualcuno. Ragazzi, perché cadete? Allora, qui c'era l'enigma da fare del passaggio di qua. Qui c'è un altro passaggio. Allora, vediamo un attimo. È Ermedio di New York. Ermedio del Colosseo. Mortacci tuo. Però c'è un indizio di trama. Attenzione, aspetta che ci allineiamo. No, è di qua, quindi più indietro. Eccolo qua. For this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. Dov'è che noi abbiamo visto due poliziotti che erano passati per lavorare per il culto? Dov'è che avevamo visto sta cosa? This felt correct. Ok, a te sembrava corretto. Quindi Alan, grazie del suggerimento. Sono contento che ti piace il Tetris medievale, l'ho provato Evil West, è molto figo anche se ho giocato solo all'inizio. Christian, ricorda, papà, io quando apro quel gioco mi metto lì e è finito. No, è finito. Faccio solo una, che poi diventano 2, che poi diventano 4, che poi diventano 10. Vabbè, però fruzze, Allora, cerchiamo di capire. Noi dobbiamo andare sul tetto. Per andare sul tetto, on the roof, c'è un eco qui. C'è un eco magari con questo. O era quello che già abbiamo preso prima? No, penso sia quello che già abbiamo preso prima.
Ergo. C'è la zona qui che sale sopra, ricordavo bene, ma non ricordo con quale scena. Quindi si deve attivare la nuova sequenza. E per attivare la nuova sequenza... No, non è questa. Allora è questa, è Armadio di New York. Mi sembra anche un gioco precedente dall'Alan Wake 2 che parla di questi due poliziotti un po' sciocchi e pigri, e li abbiamo ritrovati più volte durante i vari giochi. Ok, ecco qua, eccolo qua. Quindi se noi togliamo qua e ci mettiamo qua, così non succede un cazzo. Però se noi invece ci mettiamo qua, surprise motherfucker, e siamo arrivati alle scale. Quindi andiamo a vedere chi è che si è buttato dal tetto. Però nel frattempo apriamo tutto, perché no? Perché le risorse stanno finendo. Quindi due poliziotti corrotti che aiutavano la setta. Siamo persi una frase, ma non fa niente. Tettoia. Tettona. Questa è tettona senza tette, Gianmarco. Ah, peccato. Senza tette allora non è tettona. Tettoia perché siamo sul tetto. Ah, scusami, allora ho capito male. No, poi lui ha sentito le tette ed è passato. Non ci sono le tette. Come non ci sono? Non ci sono le tette. Ma perché? Siamo in un cinema, non è neanche un cinema per adulti. Non si possono avere un po' in qualche modo? No, non ci sono, già. Ma manco una briciolina? Niente. Vabbè, uffa però, allora, qui cos'altro c'è? Altra valigetta, buono. Solo che non abbiamo lo spazio nell'inventario, quindi vediamo quello che riusciamo a pigliare. Le cosiddette coppole. Di qua non sembra ci sia altro. Allora, di qua c'è qualcuno che canticchia. Chi sarà mai? It was locked from the other side. Quindi è chiuso all'interno. E ne facciamo il giro. Allora, cosa c'è qui? Scatola. Una pizza di Nazareno. Quindi Nazareno è canonico per la lore di Alan Wake. Salviamo a sto punto. E c'era un passaggio da fare, se non erro. Non mi sbaglio, proprio da sotto. Eccolo qua. Il cervello ogni tanto qualcosa riesce a ricordare. E la team. Ciao team. You're Alan this time, right? Che senso sei Alan? Vai Christian, ti aspettiamo, ti sparisci per 2 minuti. Vai, ti aspettiamo. Aspettiamo qui per far partire il dialogo. Vedete come Balatro dici mi metto 5 minuti, poi ti svegli dalla trance dopo 8 ore in una run, continui. Sì, poi perché ho sbloccato già pure la seconda classe, c'è anche la terza e dice il gioco qui è più difficile, però ancora devo arrivare a sbloccarlo. Vediamo nel frattempo se c'è qualche Nebs. Pokémon Diamante e Perla in uscita su PS5 Pro. Ah vabbè, mi sembra... Non credo. Ho detto male? Penso che è una fake news.
Cioè, quello farebbe fare di nuovo il doppio dei soldi a Game Freak. Vabbè che non posso, purtroppo. Mamma mia, me lo accollerei subito. Io sarei contentissimo, mai succedesse una cosa del questa è genere. una notizia interessante per Dici un Digital Foundry, Mhm. questo portale che fa Sì, spesso... lo conosco. Ah, ok, già l'hai sentito. La versione Switch 2 di Cyberpunk 2077, proprio che ha dato un bel po' di problemi A tutto. a tutto, Sì, ancora mo purtroppo ci stanno supera problemi. la versione PS4 e addirittura la versione per Serie S. Quindi la Switch 2... Serie S è comunque una merda, ricordiamolo, Però, avere quella potenza portatile finalmente, non c'è avere anche una Christian. PS2 leggermente No, modificata. sì, sicuramente è un progresso. Allora, You ran into Grazie. Scratch, didn't you? My double. Well, it's hard to say, but he sure looked like you. It was weird because I heard that you got out of this place. I guess that was just a rumor. Anyway, I'm just doing my thing, still looking for Door. I've got a new sappiamo theory perché on stai that front. cercando Dor, solo che tu non lo sai. Qual è la What's tua this new teoria? theory? Dai. It's a lot, so buckle up. You have your doubles, and I keep dreaming about other versions of me, right? Now, this makes me think there must be other realities besides ours. But ours is connected to the rest of them. Door might even be a part of the reason why. He seems to be the only constant, but what does he want? What's he planning? Sorry. You've got your own problems. Sometimes I think I'm going crazy trying to make sense of this. You know, maybe this whole thing is much bigger than what we're able to see. Oh, non Or ci sono dubbi, Tim. everything I just said is bullshit. Who knows? What was my double doing? Did he have a manuscript with him? I need to know. Well, he didn't have anything. No, he had a cocktail, and he was smoking. Vabbè, era He grasso. wasn't like A posto. you said he'd be. Very, very touchy-feely. He wore leather pants. He was actually looking for you. He asked the same question about the manuscript. Non era Graffio. Tu stavi And parlando con then Zane. he asked if I was going to a costume party and if he could come. Tu hai But I told parlato him this con wasn't a Zane. costume and he ran off. Però per il Which isn't fatto like che ci cops. somigliamo, per qualche Cosa motivo l'ha Scratch? scambiato per noi. Allora, però c'è qualcosa anche sulla lavagna. Allora, sogni di versioni diverse, universi paralleli, multiversi? Siamo connessi per via di qualcosa che ci è successo altrove. Onde d'urto che echeggiano in altri mondi? Se muoio mi risveglio in un'altra versione? Sta uccidendo versioni diverse di me? Forme per mappare e codificare realtà parallele, inoltre doppi triangoli? O sei pazzo o sogni dati da gioco di ruolo? Dati di fatto, tempo mancante, nessun ricordo, e questi sui dati che già avevamo l'altra volta. Quindi qui comunque non è la versione che abbiamo giocato nel DLC, che lì era semplicemente l'attore, però lui qui sta iniziando a capire qualcosa. Abbiamo la mappa aggiornata del cinema, quindi possiamo vedere di prendere anche The Power of the Words. Ce n'è una indietro. Allora, tanto ne prendiamo tutto quello che possiamo prendere in giro. Noi siamo venuti da qui, ergo dobbiamo vedere un attimo di qua e vediamo di qua. Ok, shortino qua aperto. Noi dobbiamo raggiungere la parte di tetto, ma qui ha detto che c'era una parola del potere, vediamo un attimo di trovarla. No, che Alan Wake, fermi, che Alan Wake. Vai giù, stai zitto. Ce n'è un altro? Allora, cerchiamo di capire questa parola del potere. Sarà giù. Sarà giù. Che se andiamo a vedere la mappa è proprio qui, dovrebbe essere, quindi magari qui sopra e lì sopra.
Tim, tu c'hai qualcos'altro? C'è un bel medikit, ma già ne abbiamo 2, quindi va bene così. Allora. No, che Wake? Chi mi ha chiamato? Dove sei? Non so se possiamo cambiare la scena qui. No, perché non abbiamo ancora attivato una scena. Vabbè, Grazie a voi. Grazie mille, gentilissimo. Prego, vedi tutte le cose tue, Peppi. Sta parte pure la prima volta quando la feci, mo o sono io imbecille, ma è sempre stata un pochino incasinata. Vai, Peppi. C'era un'altra cosa da fare qui adesso per andare avanti. Allora. Dice che c'è una parola qui. Oh, aspetta. Questa la becchiamo. Eccola qua, là dietro là. Vai, agganciala. Se no, la prendiamo da qua e via. Allora, no. Grazie. E ma mettici una grappa ancora. Ok. Parola di oggetti. Almeno possiamo di trovare qualcosa. Espande di 1 la fila dell'inventario. Ecco qua. Questo ci ha effettivamente salvato la vita. Allora, dobbiamo andare. È sul tetto e trova da dove è caduto qualcuno. La porta? Faccio un tiro qua. Qui si scende giù, ma c'era un'altra zona dove andare a vedere. Aspettate. Allora. Qui c'è la voce canticchievole. Aspetta, sembra c'era una scala in fondo. Eccola qua. Ok. Ok, qui possiamo switchare. Allora. Tanto qui non abbiamo niente. Ma se mettiamo... Facci vedere con la setta della parola. Someone had fallen to their death from the rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Qualcosa effettivamente qui stava succedendo. Questo, ricordiamo, sono sequenze che comunque noi stiamo vivendo nella zona oscura con Alan e sono surreali, ma abbiamo sentito da Casey nel mondo reale e anche da Saga che episodi simili stavano davvero succedendo, quindi niente ci vieta di pensare che questo stava succedendo davvero a New York, ad esempio. Allora, andiamo ad incontrare il grande maestro. Vediamo un po' chi è questo grande maestro che ci può far capire un attimo qualcosa. Allora, qui continua a canticchiare. A questo punto abbiamo un nuovo elemento di trama e infatti la zona è cambiata, ci sono tanti nemici, ma noi l'unica cosa che dobbiamo fare in maniera ottimale è soltanto questa qui che non ho fatto prima.
noi andiamo qui dietro, visto che abbiamo tutti gli slot nuovi, ci prendiamo tutte queste cose, salutiamo tutti, arrivederci, bella festa, tante care cose a tutti, salutateci le vostre famiglie e arrivederci. Sì. Venite pure. Non so se hai risposto già a Christian qua, ma il grande maestro non è Zane? Andiamo a scoprire chi è il grande maestro. Dobbiamo rimettere il meglio di New York, perché altrimenti qui non abbiamo la forza. A questo punto possiamo uscire usando lo stesso giochetto di prima. Magia. Porta via. Ok, proviamo a mettere il grande maestro qui, che poi ci sarebbe... Oh! Signor Gianmarco. Mamma mia. Oh no, voi restate, siete dei Bluffen. Fruzzol. Aspetta che la situazione qui si fa dura. Prendetemi un bel po'. Vai Alano Wake. Ok, mi è andato giù. Ok. Stanno continuando ad uscire. Questi sono tutti i cadaveri che buttavano i poliziotti. Grazie Christian. Carica Alan. Ok, finiti? Pippo Baudo? Oddio, sai, oggi è successa una cosa molto strana. Oh no, brutte persone. Cosa è successo? Stavo giocando a Xenoverse. All'improvviso ho avviato una missione di storia e dovevo fare come un PG. Bloccato tutti PlayStation, non si vedeva e non si spegneva nemmeno la PlayStation. Ho dovuto togliere la presa perché non si spegneva. Oh, brutta situazione. Ma che ha combinato? Ma che era successo? Ma un casino. Curati Alan. È tutto un pessimo esempio, aggiungerei. A me capitò un bug così grosso, poi sempre allo stesso punto, ed era una trama, una missione di storia, quindi la dovevo fare per forza, con un gioco che mi sono rovinato ma che mi stava divertendo. Sleeping Dogs. Ah, bello! Mi ci stavo divertendo, mi ci ero infognato tanto, si è bloccato a quella quest. Niente. Proprio mai più. Non nominare mia madre, mai più. Mai. Allora a sto punto di là non possiamo passare, ma allora basta. Posto Wake, niente autografi. Qui adesso abbiamo il passaggio aperto. Possiamo anche usare di prendere qualche altra cosa, visto che poi sta stanza prima l'abbiamo evitata. Non c'è altro, stava bene. Ok, grande maestro. Alan Wake. No, che Alan Wake? No, avanti non va a fare il culo. Niente, vai giù. Volate anche la pattumiera, sì, vai Alan Wake. Questo prima. Ah no, questo poi giustamente si è resettato. Ok. Ok, quindi giù sarà pieno di ragazzacci, va bene. Rimettiamoci questo. Non abbiamo cazzo di munizioni. Ok, ombre vi ho scacciato. Allora, andiamo prima di tutto qua. Salviamo e possiamo di recuperare qualcosa. Manco poco. Va bene. A sto punto no, tante persone brutte persone. Il maestro ci aspettava nella sala di proiezione, quindi noi a sto punto, se noi qui vediamo di switchare proprio velocemente e mettiamo il grande maestro, che non è il grande puffo, ricordiamolo, dovremmo avere qualche altra cosa.
parte il manichino che ci appare in faccia e sembra ci abbia dato un bacino. Però lì c'è qualcosa. C'è qualcosa, Christian. C'è una porta. Ci hanno visto tutti, tutti ci stanno vedendo, tutti. Prendi la porta. Oh, la porta con la spirale. Attenzione, Christian. Attenzione. Sì, c'era qualcuno che era entrato in una porta. Sarà il grande maestro? Che sì? Vediamo un po' cosa c'è di qua. C'è una stanzetta piccina picciola. Ok, di qua c'è ancora la stanza. E c'è un problema. Siamo finiti in un altro loop. Aspetta, Cristian, si è fermato un'altra volta, Cristian. Mannaggia te. Vabbè, tanto è il loop, Christian. Difficile giocare ad Alan Wake con questo odore che ti entra nelle narici così. Minchia, entra proprio di contropiede. Ti piace il contropiede? Madonna mia. Allora, vediamo chi c'è in questi film. Allora, Thomas Zane con Veikko Elenin. Certo. Wake Elenin, Alan Wake va bene. Il Mari Utauri, Ati. Ecco, è tornato sto ciuccione. Nell'altro film invece chi c'è? Basato su una novella di Veikko Allen. A Thomas Zane film. Thomas Zane film. Sarà un cugino? Chi lo sa? Ok, siamo in un loop effettivamente, la stessa identica scena di prima. Che si stava un attimo flippando, ha detto un attimo una frase che non c'entrava niente. Quindi noi rientriamo qua. Cosa ci sarà qua dietro? Niente, perché non si è. Però è apparsa la porta da quest'altro lato. E siamo comunque di nuovo nel loop. Oh, attenzione. No, Christian, tu hai visto che c'era qualcuno? Tu l'hai visto? Tu l'hai visto che c'era qualcuno? Non c'è più. Se n'è andato. C'era qualcuno seduto. Manca un cassetto con un oggetto, niente. La porta che di solito era qui non c'è più. Però è apparsa di qua una porta. Il bue è buono. What's wrong? Is there something wrong with me? Am I wrong somehow? Am I missing something? Skipping over some vital beat? Alright, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure. That worked. That worked fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson, initiation. Yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. E questo è il punto dove lui ha effettivamente capito che il libro che ha scritto nel primo per evitare tutta quella situazione è stata soltanto una pezza alla fine, Christian, perché ritrovandosi di nuovo nella zona oscura
E avendo poi iniziato sto piano con Zane di scrivere Departure, ma se non gli dai un collegamento al gioco, sta cosa ce l'ha detta già da un sacco di tempo, che tutte le opere devono avere una certa coerenza narrativa. Solamente si è reso conto ad un certo punto che stava riscrivendo continuamente la stessa cosa, anche cambiando piccoli dettagli, ma non aveva messo un punto in particolare, come si collegava il tutto. Ed è la stessa situazione in cui siamo noi, Christian. Sappiamo tante cose, ma ci mancano dei tasselli per capire effettivamente. Si può apparare questa situazione? Cioè, non si può che tu, presenza oscura, te ne stai di là e noi usciamo fuori con nostra moglie a mangiarci un gelato. Per Tutto di I was piacere. domani. back at the beginning again. E siamo tornati I all'inizio. had to un'altra keep volta. going. La vita è una Find a merda. way to the murder site. Poi direi io alla presenza oscura. C'hai una realtà alternativa dove puoi plasmare quello che vuoi come ti pare e piace. Perché devi venire a rompere i coglioni di questa realtà? Punto di domanda. Sembra una domanda lecita. Casey sta continuando sempre più a impazzire. E qui c'è quella persona. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way. No. No, non lo fare. You don't have to Non mi become devi a ammazzare. monster. Just leave the knife where it is. In the Lascia back. stare il coltello al suo In the posto. back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and si apre. ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Ok, va bene. Facciamo che noi facciamo il giro. Go looking for the... Di qua non si apre. There is no... The knife. Ok, non c'è un coltello, va Oh bene. no. Oh no, you don't. You'll be sorry. Quindi tu sei l'attore che interpreta Casey. Oh, What the fuck? Truffaldino ha rotto le catene. Oh, dove sei andato? Vieni qui. Vieni qui, dove sei? Oh, attenzione. Il parco di divertimenti più bello del mondo stiamo vedendo. Le realtà stanno iniziando un attimino a sovrapporsi. Sempre più spesso sta accadendo. Allora, qui c'è qualcosa. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. You're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin. Coming too close for comfort. Not a separate layer, but Christian, mingling with my own reality. domande? Place. Pensa bene, pondera, rifletti. Vedi, ti sto spingendo verso una strada. C'è un fiume che tu vedi, ma non hai ancora intrapreso come linea di pensiero. Però indizi da parte mia e da parte del gioco ti stanno arrivando.
Quindi ti ripeto, a fronte di questo dialogo, tu che risposta daresti al Gran Maestro Reccaio? dei Cervi a primavera, cugino di Reccaio? No, che cos'è? Noi che storia stiamo vivendo? Cioè, cosa stiamo giocando? Cosa stiamo vedendo in questo momento? Qui fino a quando non mi dai una risposta io non valico quella porta. Dietro quella porta ci sono risposte. Sono anche momenti importanti. Ed è il momento di affrontare la dura verità. Tu sei pronto a prendere in mano questa? Non è semplice. No, invece è molto più semplice di quanto tu non creda. Noi cosa stiamo vivendo in questo momento, secondo te? Non c'è risposta giusta o risposta sbagliata. Tu dimmi, anche a pro di quello che ha detto adesso il Gran Maestro di Rivombrosa, che stiamo facendo noi qui? Tu rispondi, valutiamo e andiamo avanti. Lo sai, mi fermo così, guarda, ho tolto le mani dal pad. Guarda, io mi avvicino pure alla porta. Ecco qua. Quindi fino a quando non mi dai una risposta non apro. Sto facendo sul serio che è un momento importante qua. Quindi mi raccomando, attenzione, rispostina e cose. Forse tutto quello che stiamo vivendo ora con Alan non è reale, ma è solo frutto della sua immaginazione. Giusto un po' il tiro e ci sei quasi. Allora, qui non c'è un ciufolo di niente. Dead end. Ci ha poldato. This can't be right. Did I miss something? È cambiato il tutto di nuovo. Forse Alan è davvero un personaggio immaginario. Forse tu sei un personaggio immaginario, Christian. Oh, attenzione, la realtà si sta di nuovo sovrapponendo. Eccolo qua, esamini il luogo dell'omicidio. Oh, The mask was the key. noi abbiamo visto qualcosa che già abbiamo visto. I due poliziotti che sono stati fatti fuori. C'era un pozzo prima in quella scena. La scena che continua a ripetersi con qualcosa che abbiamo già visto. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. She's been in the horror story. I was closer now. Closer than ever before.
But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work E this l'abbiamo time. fatta I could riapparire stop di nuovo. Scratch, get the manuscript, fix its ending. Perché come in tutte le storie, ma alcune case cinematografiche soprattutto, sembrano dimenticarsene, una storia è fatta pure dal finale. Se fai un'opera bella con un finale di merda, bruci tutto. Allora, vediamo un po'. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, La dogging poesia my sul muro. footsteps. Nel cielo Like my unwanted splende shadow una moving in the pallida corner of my sfera, eye. galleggia in profondità It wasn't my scende. writing. Quando la I luce didn't know cade what it sorge was. la sera, per A questo terrible prophecy. dormiente la superficie A curse increspata, looming over ingannevole me. riflesso, nel cranio, scusate, una cavità è scavata. No, sto pensando un attimo a una cosa che non mi aspettavo. Ok, va bene. Questo è il rituale per farti proseguire. I tuoi amici lo vedranno quando arriva la tua fine. La parte finale ci viene continuamente ripetuta. E visto che ha marcato il fatto della poesia, potremmo dire che ci vuole far capire che Zane abbia scritto questo. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Noi dovremmo andare a Parliament Tower. Ma devo solo ricordarmi una cosa. Allora, Christian, forse è quello che voleva dire anche il Gran Maestro. Allora, tu adesso a breve mi vorrai tanto bene, ma mi vorrai anche tanto male, tanto male. Allora, tu hai visto che è partito qualcosa sullo schermo, no? Ci hai fatto caso? È palese, ci sono delle scritte rosse in svedese, norvegese. Tu l'hai notata sta cosa, Christian? Per forza. Allora, io per bontà di lore devo fare questo giochetto, ma non te la devi prendere. Fidati. Io faccio riprendi partita. Vagando tra le ombre sotto un oscuro oceano, alla perpetua ricerca di un modo per tornare alla luce dal suo amore. Yoton, Nightless Night sono lo stesso film, ed è il film perduto di Thomas Zane. E se io adesso rimetto riprendi partita, si avvia. E non è una clip, Christian, non è un trailerino come già abbiamo visto nella casa di riposo. È tutto il film, mettiamola così. Dura 15-20 minuti ed è tutto da vedere, tutto. Ed è uno dei punti principali, secondo me, di tutta la trama di Alan Wake, di tutto il Remedy e di tutto il cazzo di casino che sta succedendo. Però c'è un però, mica lo possiamo fare adesso. Guarda ogni singola cosa. Leggi tutti i sottotitoli. Scusami, Cristian, aspetta.
Sono tornato, Christian. Comunque hai fatto bene a dirmelo, Christian, perché magari a te può non dare fastidio, ma a qualcuno che magari si recupera la live può dare fastidio, quindi hai fatto benissimo a dirmelo. Non sono abituato ai mezzi professionali qua. Ho visto dei porno che iniziavano così. Sì. Apparivano dietro. Non con questa intenzione. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Minulla oli sinua ikää. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden. Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Sì, Christian, c'è scritto Batman. Sì. Scritto là sotto. Hai letto anche tu. È stato poco attento quando ha presentato i personaggi, Christian, però riparte, quindi posso fartelo vedere. Backstreet Boys. Oli paskat housussa. Kontasuojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli. Ricorda qualcuno lui, Christian? Anche la scritta che ha dietro. Christian, effettivamente sì. I Cavalier Knights. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksianto? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se ainainen länkytys. Uurilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Mitä on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut.
Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Miten siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Tutto dei paesi. Sitä paitsi sain potkut. Mi chiedo a Cristiano quando parlo viene un infarto. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Si ciuccia la zolletta. Vabbè, sarà un'usanza? Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varaa sitä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. No. Due triangoli, simbolo che abbiamo già visto. C'è un gelato. Non molto bello. No.
L'hanno beccato, sì. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Molle. Simile. Vihdoinkin. Kiitos, rakkaani. E alla fine lui è rimasto chiuso lì dentro. Non è un loop. Tämä on spiraali. No. Allora, Christian, prima di tutto, sei vivo? Tutto bene? Qualcosa non va? Tu volevi delle risposte? Ecco. Altre domande. Innanzitutto dici se i tuoi battiti cardiaci sono tornati normali. Paura che sia morto. Potrebbe essere che Troppa lore, tutte insieme, troppe cose. Christian, tutto bene? Troppe cose. La live sta funzionando così. Sarebbe, guarda. No, siamo live. Siamo live. Tutto a posto. Ok. Però mi preoccupo per Christian a questo punto. Christian, tutto bene? Vivo? Christian, ci vai a vedere un quarto d'ora di film e poi non ci stai, Christian? Se non ti faccio correre. Poi torna, ragazzi, è successo qualcosa? Sono andato un attimo in bagno. No. Se ne è andato e non l'ha scritto. No, Christian saluta e avvisa. Eccolo qua, risposta è qui, il mio cervello ci ha capito più un cazzo, ho visto decisamente troppe cose e mi sento perso. Allora, con calma. Allora, Christian, la vuoi la traduzione semplice? Ti faccio ragionare facilmente. Allora, non è facile, è un attimino difficile da comprendere, che mo ti si apriranno tante cose, però con calma ci arriviamo. Allora, hai notato in questo film molte similitudini con tutto quello che abbiamo fatto finora in tutti i giochi del Remedy Connected Universe? Ci hai fatto caso? Qui dentro c'era tutto, c'era Ati, c'era il D-Rob Control, c'erano scene e momenti di gioco che già abbiamo vissuto negli ultimi titoli, c'erano personaggi che abbiamo conosciuto in questo gioco ma che avevano un ruolo diverso con l'aspetto fisico uguale, ma la storia grosso modo era simile.
tu ti trovi fino a qui? Quindi posso togliere il cerotto e ti diciamo finalmente il nostro punto di vista su quello che significa questo film e qual è il casino che sta succedendo qui. Allora, Christian, quello che stiamo vedendo in Alan Wake 1 e in Alan Wake 2 soprattutto finora ci ha fatto capire una cosa: Alan ha il potere di cambiare la realtà anche creando persone e situazioni, tipo metti il Bureau of Control e varie cose, facendole apparire nel mondo reale. Tu ti trovi con questo? Possiamo affermare questa cosa con tutto quello che abbiamo giocato finora? Allora, questo film, insieme a tutte le altre prove e tutte le volte in cui io ti stuzzicavo sotto un certo punto di vista, è perché, Christian, si potrebbe pensare che Thomas Zane abbia scritto o creato, grazie al suo di potere, Alan Wake. Quindi noi stiamo giocando e stiamo vivendo le avventure di un personaggio scritto, perché è quello che stiamo effettivamente facendo nel gioco, ma anche a livello di lore generale. Alan esiste, ma esiste perché è una creazione di Zane. Qui la domanda è nato. Aspetta. Christian, fino a qua ti trovi. Allora, butta fuori, perché se cose qua le dobbiamo un attimo capirle per bene. Con calma, non ti preoccupare. Fai tutte le domande che vuoi. Il principe stasera aspetta perché si è preso le scotoliate ieri. Ha avuto una bella dose. Christian, questo è il momento dove devi tirar fuori le cose. Guarda, lo lascio anche in sottofondo, così se c'è qualche cosa da farti notare te la dico subito. Allora, tu mentre mi scrivi, controlla, mo rifà vedere i nomi dei personaggi. Alan esiste grazie a Zen, ma solo qui oppure in generale? In generale, Christian. Tutto quello che noi abbiamo giocato da Alan Wake 1 è perché ci ha creato Thomas Zane. E questo è quello che grosso modo si apprende già nei DLC del primo e già per alcune cose di trama che non colleghi fino a questo punto di Alan Wake 2. Ora però c'è un problema, che Alan Wake è bello e caro, però sa come inculcarti. Se noi diamo per scontato che Alan Wake è vero che è una creazione di Thomas Zane, ma da questo video, Christian, abbiamo uno sguardo sul passato, ossia avvenimenti che sono simili, ma linea temporale è diversa perché sembra tutto ambientato nel passato. C'è Ati, ma è più giovane, Ati che dice: ma vado a vedere se mi vanno a prendere, se mi danno lavoro al Bureau of Control, e noi l'abbiamo visto lavorare lì. Questo avviene prima, quando Thomas Zane era nella stanza della spirale e ha fatto il suo piano, la sua parte di piano, per cercare di uscire dalla zona oscura. Ora la zona oscura, visto che c'è un culto di mezzo, e sta cosa l'abbiamo vista più volte, perché Christian, ci sono degli elementi da sto film che è ambientato nel passato, si parla e ci sono cose che noi abbiamo visto adesso. E come dice lui alla fine, è un vortice, è un ciclo di storie che continua a ripetersi, dove ad un certo punto chi ha il potere della scrittura, in quello che stiamo vedendo adesso Thomas Zane, decide che non ce la fa più, crea un altro personaggio che prende il suo posto, però per tenere coerenza con la trama e tenere il tutto racchiuso in questa zona presenza oscura, entità extradimensionale o quant'altro, sta trama deve seguire degli elementi in comune, sempre. C'è sempre Ati che canta con il suo gruppo, c'è sempre un inserviente, c'è sempre un poliziotto, ci sono sempre scene ambientate così in macchina, c'è sempre il bere qualcosa, c'è il Bureau of Control, c'è una persona che deve tornare dalla sua amata. Non è solo scene identiche, sono concetti e idee che si ripetono per creare una storia che va come una spirale. Ma allora che cosa stiamo vivendo? Allora, se Alan è davvero un personaggio immaginario, cosa stiamo vedendo? Un film di Zane, un libro di Zane? Quello che pensiamo io e Gianmarco, la sequenza corretta è
Wake è stato creato da Zane. Zane è stato creato da qualcun altro e qualcun altro è stato creato, per quanti passaggi non lo sappiamo. C'è quello nella poesia di cui si parlava prima che più avanti verrà ripetuto durante la trama. C'è questo dormiente. Noi crediamo che il dormiente sia il paziente zero, lasciami dire. Lui è il primo che è finito a contatto con la presenza oscura e credo che per esigenze anche creative, e mi piace immaginarlo così, sia qualcuno con l'aspetto proprio di Sam Lake, perché è lui che ha creato tutte queste storie. Quindi c'è un Sam Lake che è stato catturato da questa entità non si sa quanto tempo fa. Ma Christian lo sa come è fatto Sam Lake? Gliel'hai mai fatto cercare? Sì, già l'ho visto. Ok. Quindi non è un problema se è stato scritto prima Alan Wake o Thomas Zane, ma chi c'è al principio? Questa versione di questa persona ha capito in questo ciclo che stiamo vivendo come Alan, dove storia simile per storia simile ma con cambiamenti diversi. Esempio, qui vediamo il fratello che dice ho pugnalato mio fratello perché lo odiavo a morte, ma noi l'abbiamo visto in questa versione più recente che ama il fratello, gira i video con lui. Oh no, vabbè. Esatto, infatti sì, esatto. Quindi non è un problema relativo a ciò che stiamo vivendo con Alan, ma quello che sta succedendo in generale. Quindi noi, Christian, non dobbiamo lottare. Abbiamo capito che non è un lago, è una spirale. Christian, come facciamo a salvarci secondo te adesso? Capendo tutto questo? Non è un loop, ma è una spirale. E se ti ricordi, avevamo visto nel DLC quel fogliettino di carta dove ci illustrava una spirale e ci diceva che noi eravamo giusto alla metà. Noi ci troviamo a livello di storia, anche con quelle conoscenze, a metà esatta di questa spirale, dove abbiamo la consapevolezza di qualcosa che è successo prima e di quello che potrebbe succedere dopo in base a come andrà la storia. Come ci salviamo da questa situazione? Nuotiamo verso l'alto o verso il basso? Kontasojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli ja armo, rakkasveli Anna, armo, mä kuolen. Christian.exe si sta riavviando, sì, perché è una cosa un attimo, immagino seguendo la spirale, quindi basso. Bisogna andare verso il basso, noi dobbiamo continuare a scendere per capire chi c'è al centro. Se sta storia non va mai diritta al punto e non scappando, perché la cosa più logica sarebbe uscire fuori da sta spirale e salvarsi. No, noi dobbiamo scendere. Questo è l'insegnamento che mi ha dato a me Alan Wake. Qualunque sia la situazione, qualunque sia la cosa, scendiamo sempre in profondità a vedere qual è la verità. Poi ci troviamo nel ruolo di uno scrittore e succedono cazzi e problemi. Questo è un altro discorso. Ora, Christian, hai qualche domanda in merito prima che stacchiamo? Sparaci le tue domande con una considerazione, quello che vuoi. Vai tranquillo, questo è il tuo momento, Christian. So che non è una cosa leggera e semplice da digerire così all'improvviso, però è così. Sopravviverò la notte? No. Dopo stasera no. No. Tu se trovi dei dubbi, dei fossi, delle buche enormi nel nostro ragionamento e con quello che hai visto finora, colleghe, questo è il momento di unire tutti i pezzettini, Christian. Siamo in una storia che continua a ripetersi, non si sa da quanto tempo, cambiando minimamente ad ogni ciclo di qualche piccolo dettaglio, cercando di venirne fuori in qualche modo. C'entra una setta, c'entra qualcuno, sono elementi ricorrenti. Ci siamo visti pure 2 volte. Ma soprattutto, riusciremo mai a vedere la fine di questa storia? Allora, quello è un problema. Quello è un problema. Ci arriveremo? Non si sa. Allora, noi andiamo a salvare. Comunque complimenti a Young Ati, perché veramente, mamma mia, che bellezza.
Per questo nel DLC ti feci notare, guarda Christian, cambiano le icone, cambiano i nomi, cambiano le facce. Non ci interessa sapere di chi è la faccia di chi e che ruolo abbiamo e chi è quel personaggio, perché è qualcuno che è sempre stato e continuerà ad esserci, perché è una storia che continua a ripetersi all'infinito. Questa interazione di Alan, o quello che dovrebbe essere Alan, ha capito un attimino che se non cambia alla base il tutto, non ne esce mai da questo loop. But I damn well try. This case would never be closed. I had more questions Non now so than se at the mi avevi start. risposto prima, quindi The Zane usa il tutto per fuggire dal luogo oscuro oppure per altro? Story. I felt watched. The eyes of Allora, some sta risposta non te la unseen posso audience dare on me. adesso, ma ti posso far ragionare adesso sotto un'ottica diversa. Con quello che ti abbiamo detto prima, Thomas Zane bisognerebbe capire se è conscio di questa situazione come lo siamo noi, come Alan, oppure no. Quella sequenza del film che ci ha fatto vedere, perché comunque il personaggio, la persona che ha creato tutto questo, si è creato sta specie di capsula di sicurezza che cambia in base alla storia, al periodo storico e quello che c'è. Qui è un film dove ci fa vedere parti di vita passata per farci capire la cosa. Magari Thomas Zane ha vissuto la stessa situazione, ma era una radio. Proprio perché rimane l'argomento ricorrente. Non importa il come è accaduto una cosa, ma basta che succede quel singolo evento lì. Allora, noi adesso, che non vorrei farlo ribuggare, effettivamente diciamo se ci pensiamo così. anche nei DLC che abbiamo giocato succede praticamente la stessa cosa. Sì. In un modo o in un altro, alla fine sempre là si va. Che tu sia gente con la faccia di uno o che fai le cose come le fatte nel gioco precedente, Quantum Break, però poi succedono cose, allora noi abbiamo anche le varie parti da poterci vedere tranquillamente. Quindi Christian, vai tranquillo. Naturalmente posso darti il via senza nessun dubbio, quindi è presente anche su YouTube, bello, tranquillo e sistemato. Quindi se te lo vuoi andare a rivedere nei prossimi giorni per analizzarlo, hai completamente via libera, Cristian. Basta, cerchi là. Vai proprio tranquillo, non ci sono divieti per stavolta. Ora puoi e devi sguazzare. Allora inizia a tornare di là. Mi è mancato qualche parola del potere. Vediamo un attimo se qui c'è qualcosa. Però quella lì. Che gioia, Cristian. Adesso però puoi visionare qualcosa. Cioè, Cristian, pensa a quando non potevi mai vedere proprio un cazzo di tu niente. Sta cosa te l'avevo accennata che per un motivo o per un altro ci saremmo dovuti vedere un film di un quarto d'ora. E l'hai avuto. L'hai avuto. E adesso, Cristian, puoi godere di un intero film. Ma cosa vuoi di più? Anche che mo una pausa di 4 settimane. Come minimo. Purtroppo, Cristian, io e Enzo dobbiamo ora partire per Colonia. Attenzione, siamo chiari, Cristian, su una cosa. Allora, questa non è la risposta ufficiale. Questa è una risposta che ci siamo dati noi e vedrai, e a questo punto ci fa piacere che siamo allo stesso punto. Ti mancano i dettagli che poi arriveranno, però adesso vedendo quella cosa facci pure come una sorta di controllo per capire insieme ad altri ragionamenti che faremo se ci stiamo vedendo bene oppure no. Anche perché le prossime notizie le avremo insieme. First reaction, first run. Noi abbiamo deciso, e c'è la live che lo testimonia, ci siamo persi un teaser easter egg grosso come una casa che era presente in una cosa che vedrai più avanti, perché non ci abbiamo proprio fatto caso ed è una cosa importantissima per il futuro. Ci siamo detti è passato del tempo, non ce l'andiamo a recuperare, quel momento che è l'ultimo prima che uscirà qualcosa di nuovo lo condividiamo in live con te per la prima volta. Sappiamo cosa succede all'incirca, ma le parole che quei personaggi si dicono
Non... No. No. Non è neanche una cosa prevista, quindi... Domanda, anche Tim è un personaggio di Zane? Sì, a questo punto tu la cosa la devi immaginare più su larga scala. Tutto quello che sta succedendo ad Alan, tutte le persone che sta incontrando, tutte le persone che ci stanno dando una mano, sono allo stesso tempo sia una creazione di sta persona che ha scritto questa storia, che sta portando avanti questa storia, che in questo momento sappiamo essere Alan, perché abbiamo trovato fogli per quanto riguarda come si comportavano gli abitanti di Bright Falls, come si comportavano i personaggi, e lui sapeva in anticipo cosa sarebbe accaduto. Il problema è, ammettendo anche quello che abbiamo visto nei DLC, quindi che c'è questo binario principale che è la storia che va seguita e che stiamo affrontando, ma a prescindere dal personaggio o cose varie, chi o cosa a questo punto è conscio di questa situazione e ha la libertà di potersi muovere liberamente tra queste realtà? E l'indizio, Christian, ce l'avevi da un sacco di tempo in Herald of Darkness, una realtà fatta di sogni. Sono sogni dove alla base c'è questo dormiente che sta continuando a cercare disperatamente in tutti i modi di liberarsi da questa cosa che lo sta attaccando, sta cambiando ciclicamente vita, cambiando aspetto, cambiando identità, riscrivendo la storia in continuazione pur di cercare di uscirne fuori. Ma ha capito in questa interazione qui che ci sono alcuni dettagli che vanno cambiati in maniera più profonda e gestiti in modo diverso. Lui ha dovuto riscrivere Alan del fratello che lo ha pugnalato, ma ha cambiato la storia facendolo diventare buono con l'altro fratello. E sta cosa, se ci ripensi, tutto il casino che il culto della foresta ha portato ha fatto sì che, per quanto possibile, poi il clicker sia arrivato nelle nostre mani, perché era tutta una storia che aveva scritto Alan. Forse anche per questo che nel fumetto Zane viene identificato come Alan. Sì, per questo Ati dall'inizio del gioco ci sta chiamando Tom, come Thomas Zane. Per questo Thomas è Alan Zane. Oddio, vabbè, con quello che stavo per dire, sì. Con Thomas Zane e Alan per questo sono identici, Christian. Perché è la stessa persona che ha cambiato identità. Solo che noi sappiamo che qualcuno che poi è entrato nella zona oscura, Alan, è riuscito ad incontrare la reincarnazione precedente. Anche perché se diamo Yoton Yo come veritiero, alla fine Thomas Zane si è ricongiunto con Barbara e al suo posto c'era qualcun altro, e non ci troviamo con l'inizio di Alan Wake 1, dove sappiamo per certi che c'era Zane nella zona oscura. Però Zane si era fumato qualcosa, perché creare così tanti universi paralleli? Tra l'altro in alcune storie i personaggi si incontrano, si uccidono. Christian, allora mettiamola così, prendi lo stesso concetto di Alan, solo che la scrittura, quello che ci fa capire il titolo, è una cosa che viene in maniera sequenziale. Nell'interazione precedente Thomas Zane, quella che era quell'identità lì, aveva capito che questa entità la potevi controllare attraverso l'arte, quindi ha cercato con i film e con le sue cose di uscirsene in un certo modo, non ce l'ha fatta. Ha detto ok, creiamo qualcuno, a questo punto ci vuole qualcuno che mi scriva una storia migliore, ecco, fammi scrivere che appare uno scrittore che conoscerà questa cosa, capirà chi è, e poi a sto punto ci aiuterà, mi aiuterà. Arrivando a Tim, Alan ha avuto lo stesso ragionamento dell'interazione precedente, ha detto aspetta, a me qui mi serve qualcuno che viaggi nei multiversi, perché su questa realtà ci sono da un'eternità, non sta funzionando.
Quindi tutto quello che abbiamo visto pure nella sala del multiverso fatta a fumetti della puntata precedente è reale, perché quello che è stato creato per potersi salvare. Questa interazione è arrivata al punto da aver capito che non c'è qualcosa su questa terra che l'avrebbe potuto aiutare, solo che non puoi scrivere appare l'essere superiore dal multiverso che mi salva. No, gli devi creare l'universo, gli devi dare una coerenza, gli devi dare una sostanza. Thomas Zane gli ha messo il potere della scrittura, che ha capito che lui non poteva fare più niente perché era limitato sotto un certo punto di vista. Vai Alan, vai tu al posto mio. Solo che per esigenze di trama e per dare coerenza alla storia non puoi dire io mi rincarno in questo. Lo devi far arrivare ad un certo punto della storia. Punto in cui siamo adesso. Solo che noi al di fuori dello schermo lo sappiamo. Lui non sappiamo se ha guardato lo schermo così a vuoto per un 15 minuti e non ha provato emozioni. Noi abbiamo cercato di farglielo vedere ad Alan. Ma vediamo un attimino di capire cosa succederà. Allora, noi per stasera finiamo qui, che domani mi devo alzare pure presto e chilliamo un pochino. Se vuoi possiamo vedere, per concludere, uno di quei video che ci siamo visti ieri a fine serata, farci 2 risate. Ci vediamo quello, che poi ho visto che è un canale che ce ne ha vari, quindi ce ne vediamo uno con Christian per farci 2 risate e ce ne andiamo a letto. Però prima Christian, cosa ci vuole? Christian? La devi chiamare tu. Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuos lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks luulin merta kerran. Allora, Eccoci qua. Un attimo che preparo il campo di battaglia. Che non è Battlefield. Che non è Battlefield in questo Seppur caso. è campo di battaglia. Allora. Merda. Lozzi, che cosa è uscito lì? Si è preso la pagina che stavo vedendo prima. No, meno male che ne era un pornazzo, Lozzi, sennò avevamo No, preso il vabbè, canale. mica li lascio aperto, li chiudo prima di andare in live. Continuarne uno che c'era una storia. No, questo non si può vedere. Fermati, cosa fai? Sono pagine che non si possono trasmettere, che sennò ti bannano il canale. E vedi? Signor Twitch, capitato, Allora. Mo ci acchiappiamo il ban, dobbiamo cancellare. No, già ma abbiamo rischiato di peggio. Allora, Christian, ci sei ancora? Di altro. Ci facciamo vediamo un pochettino l'ultimo che è uscito. Un po' di disastri, un po' alla Candid Camera, un po' alla Paperissima, un po' casini e bordelli che succedono nel mondo. Frozzoli.
No, cazzo, un'altra domanda. Mi dispiace, è troppo tardi, Cristian. Allora falla, mentre decidiamo già il scritta. video, te la concediamo. Le apparizioni di Zane cosa sono? È lui stesso che cerca di interagire con il suo creato oppure una figura immaginaria per aiutare i suoi personaggi ad aiutare lui stesso ad uscire fuori dal Il buco? piano di Zane è semplice, visto che ha capito sta situazione e ha creato Alan, lui sta provando in tutti i modi a scappare, però ha detto intanto io faccio lavorare il mio sostituto, così cerca lui di distruggere tutta sta situazione, però lui continua a provare a fare a modo suo, o perché per quella che è la sua trama che ha preimpostato, perché a sto punto, Christian, se è una storia sequenziale, se Thomas Zane ha messo qualcosa di base nella storia che deve essere ripetuto e noi non lo sappiamo, magari sta cercando di fare andare la storia verso quella linea lì, forse per aiutarci, o perché, come abbiamo visto nel film, pensa soltanto ai cazzi suoi e ad uscire, quindi ha ucciso una persona per potersi liberare, quindi non c'è la prova manco nel capire se è buono o cattivo. Abbiamo capito che è un'interazione di questo dormiente, ma va a capire cosa vuole. Allora, mettiamo questo. No, però tutte macchine da rottura di cazzo. No, no, sono vari, Okay. sono vari. Ha sfondato la porta. No, no! Allora, aspetta. Perché è scoppiato? Ma perché? Aspettate un attimo che aggiusto le schede e tutto. Puttana maiala! No, no, perché? Ma non devi vedere questo. Ci bannano il canale un'altra volta. No, boh, che un'altra volta, non ce l'hanno mai bannato. No, è successo nel 92. Chi sta persa mai. Eccolo qua, a posto. Gli ho settato quello in automatico, ma si prende la scheda che vuole lei. Metto ad averci capito poco, vabbè, ci metterò su. Allora, Christian, per questo ho messo anche sto video per vedere cose a random, proprio perché mo adesso tu ti devi rilassare, non ci devi pensare. Ecco, pensa agli incidenti, alle cose che succedono nella vita di altre persone. Vedi, la persona prende e cade. Tu mo non devi pensare. Fai passare un paio di giorni, quando vuoi vatti a rivedere il film, se ti viene qualche domanda in particolare me la fai in privato. Christian, te ne esci pure tu da questa situazione, non ti preoccupare. No. Tu perciò ci vedi così a mezzanotte. No. Sì. Vero. Problema di orsi. Sono 3 orsi. Problema di orsi in casa. No. Bro. Problema di parcheggio? Ah, sì. Maglia l'ha fatto malissimo. Brutto. Ma perché c'è un cavallo? Oh, Jesus. No, davvero, da sì. Cose che capitano. Capitano. Anche questa a me mi è capitata un paio di volte, è brutta proprio. Questo cade, è caduto. Ma una capriola Salmen. Va bene. Ma perché? Ma perché? Cioè uno fa tanto per comprarsi una piscina gonfiabile e poi l'orso che la rompe. Mamma mia. Porca madosca! Questo è stato molto pericoloso. Come è successo? Questo si è bloccato alla porta. Come è successo? Come? Signora. Ha avuto un crollo da sola. No, piano. Lenta. No, Troppo dietro. Troppo dietro. È andato? Vabbè. Ma è posseduto? Ma come? Com'è successa questa cosa? Aspetta un attimo, aspetta un momento. No, aspetta, signorina, aspetti un attimo. No, aspetta.
Ma era un Transformers che si stava trasformando per caso? Ma tu non lo parcheggi così. Signor, ma avete fatto tutta cosa voi? Scusi, avete le bici? No. Ormai sono Fermati. tutto. Tutti quanti. Fermati. Fermati. Ma come cazzo ti raccogli tutti quei tronchi? No, male che non si è fatto niente. Final Destination 2 o 3 inizia così, è un serpente. Come un serpente? Puttana maiala, come un serpente? Sì, Gianmarco, è consuetudine, te li trovi. Ah, vicino ai vaffanculo. Sotto. Ai Dios. Ouch. Va bene. Scappa, bro. Attento macchina. Vabbè. Oh my god. No, vanno sempre avanti, Cristian, sì. Sì, eccolo. Ecco qua. Cassato tutto. Tutto. Vabbè, signor. Un po' troppo esagerato. Com'è successo? È il vento? Troppo. Sorry. Oh my god. Salve? Mi fa un soffoco. No, problema di parcheggio? Oggi ma che fa? Oh, no, questo è pericoloso. Questo è molto pericoloso, questo. Tu ti stavi per cavare un occhio, mortacci tua. Come è successo? Voleva andare, voleva uscire. No. Ma perché? Ma chi non è alto, dimentichi gradino, vai a terra. Che hai fatto? No, bro, frena, figa. No. Wow, ma il signor però. Cioè, madonna che botto. No, non è No, ha visto che c'era un parcheggio e mo mi metto là. Però no. Ma noi stiamo tanto bene in Italia, ragazzi. Ma stiamo tanto bene qui. Signora, ma signor, però non ci vedo, però. Hanno problemi con le ruote le macchine americane. No, troppo indietro. Cioè, ma non c'è nessuno su quella strada, no? Se succede a me, io morto proprio, sono stati... No. Sì, cioè i pneumatici sono tutti lisci, cioè non frena. No, adesso fa così. Vabbè. Bambino, no, signora. Ma perché? Che hai fatto testa e vetro? Già, ci vuole pure la sfiga però. No, questo, mamma mia. Salve, sono il vicino. No, mi scusi. Cioè, ma se viene un orso fuori la porta di casa mia, io il tappeto glielo do con tutto proprio la bontà di questo lo mondo. Sta strappando come se fosse burro. Faglielo portare, vai. No, non ti devi sedere orso, vai via. Wow! Porcaccia puttanaccia. Oh my god! Che culo. Ah, così. Ah, sì, ok. Un po' tardi, mi sa. Miccia che botta.
Attento. Capita. Porca vacca. Cioè tu stai uscendo per andare a fare una cosa tua e ti trovi... No, la freccia, bastardo, metti la freccia. La scena è rimandata. Dove cazzo vai, bro? Curva. Sono russi. Curva. No, ah, bruttissimo. Ha fatto un backflip. È un front flip. No. Cane? No. Signore. Sì. Va bene. L'emozione, Giammo. C'è pure il cagnetto. Cioè. No, non ce lo capi, giocare. Mamma mia, che brutta giornata. No, scusi? È partito! È andato! Vabbè. Brutto danno. Proprio. Questo è brutto danno alla macchina. No. Allora, è lui! Ecco qua. C'è stato il plot twist. Dove vai? Giovane. È vivo? Ma ce n'era una! Ma ti fermi almeno? No, continui a portare. Non l'hai vista proprio? Non senti che la macchina c'ha qualcosa di strano sotto? Pensaci bene, riflettici. No, niente? No, poi sta perdendo. Cioè, ti devi fermare, bro. Aspetta, ho capito. Ma no, come si è sfondata. Vabbè. No, brutta posizione. Volevi fare il fighetto, volevi fare da Damar. Peccato perché erano un po' di... Cadono le cose all'improvviso. Un po' di soldi. Che cosa? Ah, di faccia è andato a terra, Volato brutto. il bro. Ma così? See you tomorrow. Oh, okay. Really? Yeah. Okay. Love you. Signora, si è emozionato un attimo. Succede. Aspetta, questo era un attimo particolare. Aspetta. No, però non puoi finire così sul più bello. Se quello è reale, c'è un enorme problema, Gianmarco. Grosso. Ecco qua. Vai. Non dura tanto, infatti. Giusto? Qua, giusto? Perfetto. Giusto? Giusto. Tu devi visti rallentare e hai detto, ma tanto ce la faccio. È il ciullapacco! Ma sti pezzi di merda fanno... Sì, è proprio una cosa risaputa in America, a quanto mi è parso di capire. Sai per quanto? Per tanto. Che cazzo stai? Perché? Ma perché? Ah, è un ladro!
C'è un ladro? No. Non ho capito. Usanze della casa, forse? No, non lo so. Ah. Qui tocca No, pagare. lui doveva entrare più facilmente. Anche lui, dal barbiere. Scusate, qual è il prossimo? No, no, no. Ma questo da dove è uscito? No. Ciaone, no, l'hai perso. È andato. No, no. C'era una strada che era completamente È così libera. che Comunque. funziona. Guarda questo. Io ho un brutto presentimento. Pure. Ah no, è mezzo realizzato, Ecco, pensavo sulla macchina. Eccolo là. Il transpallet dentro la macchina. Vabbè. No, no. Sei davvero? No. Puttana. È stato quello da dietro. Sì, mo deve pagare a tutti. Ecco fatto. Questo è il karma. Godo. Questo è il karma. Poi ci sono persone che vanno in giro porticati per porticati e si cullano proprio le cose. No, ehi. No. Ehi. No. Ehi. No. Si fermi. Allora, questa a me, questa a te. Fatto un casotto. No. Il mago di Oz. No. 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 Cioè, riuscirà anche a togliersi Si la poteva andare in scarpetta. turbo come Iron Man. No, Silent Hill, no, lo zi troppo veloce. Finito, tutti morti. Tutti incidenti? Sì. Sì, ma non puoi fare una strada così, cioè non... Ma cioè, a sorpresa? Vedi, può andare tutto bene, ti giri un attimo e la sfiga ti prende. Troppo. Va bene darsi lo slancio per fare la colpa, però troppo. È finita. Compri prodotti scadenti? Questo No. risulta. Però no. Cioè, bloccare No, è finita. Ma come hai fatto? Finita. Va bene. Ho capito, però. Ok, allora, solo un attimo. No, Cri, nessuno scherzo time al momento. È già troppo tardi, non c'è lo scherzo time, non si può fare adesso.
Lo sai che faccio? Riprendo e do fuoco a tutta la camera, a tutta, proprio fuoco, fuoco, fiamme. Che è successo? Che punizione? No, niente, voleva far partire il momento scherzo Christian che dice dopo tutto quello che gli hai fatto passare stasera devi avere una punizione. Io? Sì. Christian, ci saranno altre cose da vedere, quindi un bel attento, po'. Un bel attento. po'. Allora, Cri, noi mo stacchiamo, ci siamo fatti tutto, 2 risatine ce le siamo fatte, pure le altre serie al limite staccare un pochettino prima e concludere, così male non fa. Christian, cosa che potrebbe coinvolgere anche te. Io mo adesso stacco, ti invito a restare 3 minuti perché parte la sigla finale, che è una canzone che ho scritto con l'intelligenza artificiale, grosso modo. Vedi se ti piace e faccelo sapere, che poi già ne ho fatta un'altra per un'altra cosa e sto affinando la tecnica per poterle utilizzare anche per le live, quindi dici cosa ne pensi. Quindi nel frattempo buonanotte e ci sentiamo nei prossimi giorni. Buonanotte Christian.一緒に作るこのステ